Buonasera a tutti. Buonasera Walter, buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera. E quando volete potete cominciare la vostra chiacchierata. Grazie. Grazie a te. Grazie. Allora, iniziamo questa, come ha detto Andrea, questa seconda puntata della rassegna Passione, Educazione e Sport con due fratelli speciali, Adriano Favaro, maestro tecnico dell'Union Box Mestre, e Luciano Favaro, presidente della stessa società e già presidente del comitato regionale della FP, Federazione Pugilistica Italiana, per 2 mandati. Allora, il titolo di questa rassegna è Educazione, Passione, Sport. Sulla parola sport non ci piove solo per il pugilato, è la noble arte, una delle discipline sportive più antiche e più rappresentate in tutto il mondo. Le parole, ecco, esatto, vengono proprio a fagiolo, educazione e passione. Siccome per molti il pugilato ancora, ci sono tantissimi detrattori, per molti ancora il pugilato è considerato una disciplina violenta. Io invece vorrei capire da Luciano Favaro, educazione con il pugilato e passione per il pugilato. Luciano Favaro. Sì, io dico sempre dappertutto che oltre che la passione diventa una malattia, nel senso che se ti avvicini con lo spirito giusto a fare questo sport che è di grandi sacrifici, poi ti innamori, è difficile che tu lo dimentichi, insomma. Ti segna profondamente come a molti di noi ha segnato fare il militare, insomma, no? Certo. Quindi è questo il dato. Poi dopo, quando si arriva a fare il maestro benemerito, perché quest'anno ha avuto anche il titolo della federazione nazionale come maestro benemerito di pugilato, significa aver speso una vita per questo sport, perché credo che abbia cominciato attorno ai 15 anni, se non prima, andare in palestra, adesso ne ha una buona quantità di anni e continua ad andarci tutte le sere, eccetera. Quindi se non è passione e amore questo per lo sport, non la fai, insomma. Ecco, ma il pugilato appunto è educativo? Sì, io penso che basta guardare anche, e tu lo conosci molto meglio di me, ma insomma, se noi guardiamo le origini del pugilato prima di arrivare alle regole nuove, diciamo, della fine 800, inizio 900, era uno sport molto violento, molto, come dire, molto rude, molto... Si combatteva a mani nude. Mani nude, senza round, senza orari, cioè senza tempo per le riprese, per cui era chi stava in piedi aveva vinto. Quindi avevi dei match con 30-40 riprese, una roba disumana, no? Rispetto a queste cose. Quindi poi all'inizio del Novecento le regole sono cambiate, anche prima. Adesso, diciamo, era una grande mola di recupero sociale sostanzialmente, perché i primi grandi pugili erano dei delinquenti sostanzialmente e tramite al pugilato hanno riscoperto un valore della vita e anche della propria personalità. Sono diventate delle persone serie, hanno sistemato anche la loro condizione sociale, poi alcuni si sono persi come sempre succede, però l'imprint che ti lascia il pugilato è che tu i valori, insomma, che riesci ad assimilare, che trasmettono i maestri, eccetera, non li dimentichi, perché se li dimentichi è perché hai un tornaconto personale a dimenticarli e magari anche un conflitto personale con te stesso di fare delle cose che ti hanno insegnato, eccetera, eccetera. Quindi credo che questo sia molto formativo nei giovani, molto formativo, e non a caso se noi abbiamo molte ragazze adesso che vengono in palestra, non è solo per un discorso di autodifesa, no, che è importante chiaramente, anche di recupero sociale, ma il balzo che hanno fatto, per esempio adesso c'è una delegazione del Veneto di una ventina di ragazze, di cui c'è anche una tecnica nostra che li accompagna insieme a Castellacci della Regina, Tiziano Castellacci. Ex pugile lui anche, no? Ex Lui è pugile. il figlio dell'ex
Esatto. insegnante. E quindi voglio dire che vanno a questo torneo nazionale e quindi significa che, voglio dire, ha anche questi valori del pugilato, che non è violenza, perché io ho imparato questo, è giusto che uno impari anche a difendersi, perché vediamo anche la società che pensavamo migliore, invece vediamo che sta per molti versi regredendo. Quindi è giusto che uno abbia anche, come dire, delle conoscenze di potersi difendere. Però guai se uno viene in palestra per imparare il pugilato da osteria. Ecco, questo infatti è quello che volevo chiedere. E su questo siamo Adriano. severissimi, soprattutto Adriano è severissimo, perché bisogna domandare quanti ragazzi che ha allontanato dalla palestra, perché il fine ultimo era questo. E questo nella nostra palestra, poi le altre fanno quello che vogliono, questo non è mai stato accettato, non è mai stato insegnato e non lo sarà mai finché ci È siamo una noi. società che ha più di 70 anni, La nostra società nasce nel 1932. Ecco. Come circolo pugilistico mestrino. E poi si è affiliata dopo il 1936, perché prima non c'era, come dire, la federazione pugilistica italiana, e poi ci siamo iscritti, poi ha avuto tutta anche pugili molto valorosi fino alla seconda guerra mondiale. Poi però Torto Collo ha dovuto chiudere perché c'erano gli eventi bellici e ha ripreso un minuto dopo, diciamo, che la liberazione era così. E si è posto subito il problema di aderire di nuovo nel 1948 alla federazione, però ha fatto anche un'opera molto importante per i presidenti dell'epoca, cioè quello di mettere insieme un gruppo di palestre che erano disperse nel territorio mestrino, Spinea piuttosto che Marghera, piuttosto che un'altra parte. Quindi era diventata anche la Reie, cioè era diventata un punto di riferimento storico, culturale, di esperienza e di qualità, perché i pugili che passavano per l'Union Box Mestre sono sempre stati ammirati, hanno avuto sempre bravi insegnanti e sono sempre stati ammirati anche e invidiati, perché non più tardi di una settimana fa a Adriano come dire, che hanno dato una medaglia morale, nel senso che hanno scritto su un giornale da maestro dei maestri che è della Piove di Sacco, Gino Freo, che ha detto: se volete imparare la box dovete andare a Mestre, perché la memoria è storica, c'è la tradizione, si insegna una box pulita, eccetera. Per esempio, qui c'è Ecco, veniamo appunto a Adriano, volevo chiedere questo appunto, ma tu quando un ragazzo si presenta in palestra, no? Siccome i soliti ragazzi adesso giocano a calcio, giocano a tennis, uno viene in palestra, deve cominciare a boxare, cioè, non parlo di un ragazzino, ma viene uno di 14-15 anni, qual è la prima cosa? La prima cosa io, prima avviso, se è minorenne, avviso i genitori che comunque è uno sport che io non lo ritengo violento, sicuramente che c'è il contatto fisico, però su quello che c'è le regole, insomma, io insegno. Prima cosa è il rispetto dell'avversario, guai a chi anche durante il match o fine match si permettono di baruffare o di cosa con l'avversario. Prima roba è il rispetto dell'avversario e delle regole, e dopo incomincio da zero, comincio con la posizione di guardia, tutti quanti i meccanismi che servono per incominciare a fare il pugilato, e poi seguo tanto, e chi, come ha detto mio fratello, non si attiene a quello che c'è da fare, perché rispetto della gente che viene in palestra, rispetto di tutti, io a malincuore segno la porta. Ho capito. E cosa volevo dire? Quanti ragazzi avete adesso? Allora, diciamo che... Tra maschi e femmine poi?
Allora, in questo momento, scusa il Covid, abbiamo ragazze, ne abbiamo una o due che stanno iniziando adesso, perché il grosso delle nostre atlete campioni, perché siamo stati tra i primi, Mestre, Padova e Pieve di Sacco, a incominciare con la box femminile. Con la box femminile. E noi avevamo veramente campioni, cominciando dalla Federica Marangon, dalla Sponchia, tutta gente che la Federica ha fatto 4 campionati italiani, arrivando sempre al secondo posto e a volte anche discusso. Quindi la Erika Martinuzzi, che abbiamo partecipato a diversi campionati. Adesso in questo momento, causa Covid, abbiamo perso, le donne in questo momento ci hanno lasciato, ce ne abbiamo 2 che stiamo iniziando adesso a portare su. I ragazzi invece? I ragazzi, anche questi sono dimezzati. Lavoriamo sui 12-14 agonisti elite, tra elite, youth e dilettanti seconda serie. Però io credo che in questo momento è sempre più difficile, penso, perché un dato viene proprio dalle recenti Olimpiadi. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi il pugilato, che ha dato una valanga di medaglie all'Italia, Esatto. Basterebbe pensare, insomma, Oliva, Benvenuti, De Piccoli, Musso, Stecca, abbiamo avuto una valanga, Stecca Maurizio, il povero Parisi, abbiamo avuto Azzori, grandissimi pugili che sono diventati anche grandi professionisti. Con i maschi non abbiamo portato, e qui vorrei farti anche un'altra domanda, nessun pugile. Viceversa, abbiamo portato le donne e abbiamo portato a casa anche una medaglia di bronzo, anche una medaglia di bronzo con la testa. Ecco, però questo è un dato, quindi che anche il pugilato femminile, che era stato tanto bistrattato, invece è cresciuto. Sì, è cresciuto. Però io volevo dire, qui anche se tu puoi parere di parte, però io te lo devo domandare. Noi abbiamo, e qui lo dico anche a coloro che ci stanno seguendo, abbiamo, a mio parere, un pugile che è Dmytro Tonishev, di origini ucraine, però mi pare sia naturalizzato italiano, ha fatto i campionati italiani, la finale io l'ho vista, perché ho il filmato, contro Clemente Russo. Per me aveva vinto Tonishev, e qui dopo voglio il tuo parere. Russo è stato portato avanti, e qual è stato il finale? Che alle Olimpiadi non c'è andato. Non si è neanche qualificato agli europei. Ma secondo te, se avessero dato la vittoria a Dmytro, poteva fare le Olimpiadi e magari anche bella figura? Allora, io dico una cosa, però sono di parte. A mio avviso Dmytro aveva vinto contro Russo. Anche secondo me. E come, che posso dire anche un'altra cosa, quello che ha fatto il secondo aveva vinto anche lui. Russo l'hanno proprio, senza togliere niente a Russo, perché ha fatto, per carità, ha fatto tutta la sua grande campione, però era arrivato secondo me, questo secondo me al capolinea. La nostra federazione non ha paura di cambiare, di mettere gente nuova, perché tutta questa gente qua, adesso prendo il caso mio, io con Dimitri sono impossibilitato a trovare, a combattere, a portarlo a fare sparring. Ci dobbiamo adeguare in palestra o chiedere a qualcuno, se ha qualcuno, perché per farlo combattere non ci sono, super massimi in giro non ci sono. In questo periodo che hanno fatto il torneo nazionale per andare a cerca del talento, tutti i super massimi erano là, a Roma, quindi in giro non c'era nessuno. Voglio dire, bisogna avere anche il coraggio di provare la gente nuova, certo. Non andare sempre alla ricerca delle medaglie, perché questo fa la federazione, per il punteggio, per andare agli europei, provare anche altri personaggi, perché in giro ce n'è di gente buona, però bisogna provarla. Dimitri, a mio parere, è uno di quelli. Lui si allena tantissimo, è sempre presente, quando c'è da combattere è il primo che si dà per combattere, però il problema è che non troviamo. L'ultimo match che ha fatto un match e quello è valido per fare i campionati, perché sennò non può farlo. Certo. Abbiamo speso moneta come un professionista per portare giù un pugile da Napoli, che anche questo a sua volta aveva combattuto con Russo in nazionale, per farlo combattere, perché sennò
Non si trova. Domanda... Però secondo me potrebbe fare, perché lui è stato in nazionale. Sì, ha fatto anche i raduni, mi Ha fatto i raduni, è stato nella ventina nazionale, però dopo non l'hanno più chiamato. Cambiamo binario. Allora, nella puntata precedente l'avevo chiesto anche all'assessore allo sport Tomaello. Nella nostra città, nel nostro comune, insomma, abbiamo perso tante manifestazioni importanti. Una di queste è stato il torneo internazionale Italia, che è durato per una buona quindicina d'anni, perché io l'ho seguito come cronista dalle primissime edizioni. Minimo fino al 98. Ecco, io volevo chiedere, ma un veicolo così importante per il pugilato a livello, diciamo, nazionale, perché venivano pugili da tutto il mondo, Sì, tutto il mondo, ma soprattutto a livello nostro, veneziano, per le società nostre, è sparito. All'epoca fu portato via da Napoli. Dopo Ma secondo te, Luciano, non è possibile riportare qui quel torneo, che sarebbe un mezzo pubblicitario e promozionale importantissimo per i pugilati? Sì, E quali sono le cause che è stato... le cause sono, come dire, prima l'Union Box Mestre fortunatamente aveva un presidente che era Gianni Levorato, che, come dire, conosceva benissimo i meccanismi dell'amministrazione. Non è che io non li conosco come lui, forse meglio anche di lui per altri motivi. Però c'era anche, come dire, un'amministrazione con un'attenzione diversa rispetto alla box. E questo influiva molto sulla raccolta di soldi, perché metteva a disposizione sia l'assessore allo sport dell'epoca, ma sia tramite anche il casino, metteva a disposizione una quota importante che permetteva non di pagare le spese, ma comunque di non gravare tanto sulla federazione. Poi c'era un altro meccanismo a livello che ho imparato facendo il presidente regionale. I soldi rimanevano alla regionale, alla FP regionale, sì, la quale dava una quota al nazionale e normalmente era una quota residua, nel senso che prima si finanziavano in toto o al 90% le riunioni come dire, della regione Veneto, delle palestre eccetera, e quello che rimaneva, diciamo, si dava a Roma. Adesso è inverso, cioè tutti i soldi che entrano da parte delle affiliazioni, da parte delle società dei pugili vanno direttamente a Roma e Roma poi decide qual è la quota che aspettano ai regionali. Allora io penso che facevo il presidente regionale, ma non è cambiato molto. Che poi è ancora tridentina o è pure solo Veneto? No, solo Veneto. Solo Veneto. C'è solo il Friuli Venezia Giulia in mezzo. Sì. E quindi i soldi, la dotazione che aveva il regionale era praticamente 3.800 euro. Basta. Pagavano 3.800 euro. E pagavano la segretaria, perché questa rientrava nell'organico della federazione regionale e nazionale, e quindi con 3.800 euro all'anno che cosa fai? Niente. Infatti io pagavo la benzina, mi pagavo l'autostrada, perché dico... E attenzione che non è uno sport minore il pugilato. No. Molti vogliono far pensare che è uno sport minore. È uno sport importantissimo. Minore siamo noi ma non è minore, anzi è uno sport importante che ha le tradizioni che dicevamo, che è radicato nella gente comunque, insomma, no? Quindi se tu metti come dire, queste risorse così miserabili in cui costringi un presidente regionale a, come dire, a non avere nemmeno la possibilità di sovvenzionare una questo riunione, importo, che dopo lo voglio chiedere, questo importo è uguale per tutte le regioni? No? I criteri sono uguali, dopodiché chiaramente la Lombardia ne prende di più, Roma fa capomundi e poi Napoli che prende il grande, essendo, come dire, nell'immaginario del nazionale, dell'FP nazionale, il fulcro di tutta quanta
l'attività pugilistica di qualità, poi alla fine ti riduci con le briciole, e allora devi rabattarti, trovare il piccolo sponsor individuale, eccetera, tenendo presente che noi, i nostri agonisti, che diceva Adriano, non li facciamo pagare la quota di frequentazione della palestra. Da noi pagano solo, e anche io insisto, ma lui ha il polso della situazione, pagano solo 40-45 euro al mese e basta. Premessa, stiamo ovviamente parlando di Degli pugilato amatoriali. dilettantistico, Amatoriale, mentre quello agonistico non paga una lira. E diversamente delle altre società, noi diamo quasi gratuitamente il vestiario, la tuta, tutto. Allora, come viviamo? Cioè, viviamo male, perché voglio dire, e lo stiamo vivendo l'anno scorso e quest'anno, lo stiamo vivendo, diceva Adriano, male, perché le entrate sono poche. Noi teniamo conto che quando facevamo le 10 riunioni all'anno, no, tra palestra, mi ricordo, Piazza Ferretto, penso anche decorose, continuando sempre su questo mito che purtroppo non riusciamo più a fare del Torneo Italia, era quello di 3.000 euro se vuoi fare una riunione dignitosa. Quindi sarebbe da lanciare anche quasi un messaggio all'assessorato allo sport del Comune di Venezia, e che si adoperi affinché torni Italia in qualche maniera. Esatto, questo è il problema. Sicuramente perché da parte nostra c'è tutta la disponibilità, sia mia che di Adriano, che siamo, diciamo, adesso sta tirando su suo figlio bene, e quindi no, Alberto o il fratello? Alberto, sì. L'altro è più impegnato sul lavoro, quindi diciamo che sono tutti e due dentro. A parte che abbiamo una rosa di tecnici tutti quanti bravi, perché ci aiutino su quello che è l'allenamento. Sicuramente tutti hanno lavoro, quindi c'è poca anche disponibilità. A parte me che sono pensionato, quindi mi dedico, però anche quando lavoravo mi dedicavo sempre in palestra, quasi la passione mia. Ma un pugile dilettante, no? Sì. Ecco, uno come Dimitro, mettiamo. Sì. Alla fine di una riunione, di un torneo, vince, ma quanto guadagna? Allora, ti spiego una cosa. Allora, quando esistevano ancora tanti anni fa, federazione, andavi a fare i campionati, no? Sì. Campionato Italia. Allora, prima ti davano la diaria, che era, non so, 40.000 lire, 50.000 lire a match, più vitto, alloggio e viaggio. Ok? Quindi ti davano una diaria. Adesso la diaria non te la danno più, ti danno soltanto il vitto, alloggio. Pazzesco. Ti pagano il viaggio come seconda classe col treno. E basta. E tu come società, tu riesci anche a dare qualcosa? Come società diamo sempre qualcosa, per esempio l'anno scorso per i campionati abbiamo tirato fuori noi altri, perché comunque col Covid non c'era poco, abbiamo messo noi altri. Abbiamo tirato fuori noi altri, le riunioni che facciamo anche qua a Mestre, o andiamo fuori, non ci pagano, pur di combattere, andiamo gratis. Paghiamo noi i nostri. Poi una volta era anche importante, secondo me, il mezzo, cioè che è quello principale, perché i giornali contano, però io mi rendo conto che le televisioni sono un'altra cosa. Una volta esisteva Mercoledì Sport. Sì. Mercoledì Sport 9 volte su 10 lo dedicava al pugilato, ma non faceva vedere solo i campionati europei, faceva vedere tutti i titoli italiani. C'era Paolo Rosi che commentava, perché me lo ricordo bene, certo. Dopo di Rosi era venuto, non mi ricordo adesso il nome, aiutami, quello che si è anche candidato alla presidenza, adesso mi sfugge il nome, poi mi verrà in mente, e il pugilato, il mercoledì sera, il pugilato adesso è sparito. Adesso la federazione ha capito, Mario Guerini. Sì. Mario Guerini. La federazione ha capito che molto evidentemente c'è stato fatto uno sbaglio, perché per un periodo si è basato soltanto sui dilettanti. Da quest'anno sembra, con il nuovo presidente, prendono per mano ancora il discorso dei professionisti. Difatti se tu vai su YouTube, su FPI,
c'è una serie di combattimenti a livello, è chiaro. Che però professionisti italiani adesso Esatto, è chiaro. di spessore ce ne sono pochi. Dobbiamo crescere. Abbiamo avuto un periodo che Esatto. abbiamo avuto anche 3 campioni del Sì, mondo sì. contemporaneamente. Adesso mi pare che Esatto. il livello tecnico Anche perché è molto basso. Sì, ma no, in effetti hai ragione. qui c'è I anche... professionisti stanno crescendo adesso, quei nuovi dilettanti, perché se no prima era stato un po', non dico dimenticato, però anche perché devi fare sempre i conti con il dio denaro. Purtroppo uno che si dedica a fare il professionista e vuole fare il professionista serio, come minimo deve lasciare il lavoro o avere un tipo di lavoro che ci permette di allenarsi. Esatto. Perché come minimo ci vuole 2 allenamenti al giorno, quando non sono 3. Perché se tu fai il potenziamento, fai l'atletica, ti vuole dai 2 ai 3 allenamenti al Anche giorno. perché tra i dilettanti, no, quello diciamo, i professionisti si passa dalle 3 riprese. Dalle 3 che adesso c'è una categoria di mezzo che è il no prof, che fa le 4 riprese. Dopo il 7° combattimento, che questi fino a 7 combattimenti posso gestire io come insegnante, dopo ci vuole il procuratore. Okay? Dopo i 7 combattimenti diventi professionista e fai le 6 riprese. Le 6 riprese. 6, 8, 10 in base all'importante del match. Insomma. Quindi, ecco, parlando di professionisti, no? Prima Adriano, poi Luciano. Come dicono, diciamo, gli inglesi, gli americani, pound for pound, peso per peso, categoria per categoria, mettiamola. Qual è stato secondo te il più grande pugile al mondo e poi italiano, ma nel senso proprio come tecnica, come potenza, come persona, cioè, al mondo e poi italiano? Prima Adriano e poi Luciano. Al mondo secondo me il più grande è stato Cassius Clay. Cassius Clay. Uno, perché Mi piace che anche tu lo chiami ancora Cassius Clay, perché anche per me Muhammad Ali è un'altra cosa. No, per me Cassius Clay, lui ha insegnato un tipo di box. Anche se lui dall'alto adesso ci starà mandando una maledizione, però è Cassius Clay per antonomasia. Praticamente ci ha fatto vedere un tipo di box diversa da quella che si faceva ai tempi, diciamo, di più avanti di me. Sì. Tipo di De Piccoli era un super campione, solo che non è stato valutato per quello che poteva dare. Però Cassius Clay ha insegnato la box moderna, il saltare un peso massimo che salta per 15 riprese sui tempi, 12-15 riprese, 15. Non è da tutti i giorni. Con Fraser ne ha fatte 45. 3 match da 15 esatto. Pensa 45 riprese di pugno da pesi massimi. Tra i più forti c'è Tyson, ci sono anche altra gente adesso, però secondo me il più grande è stato italiano. Italiano attualmente non saprei dirti. Benvenuti Loi. Benvenuti è uno che ha fatto tutto quanto Loi, in quei tempi Loi. Un buon pugile è stato Franco De Piccoli nei suoi pesi massimi, il primo in Italia che ha vinto il titolo olimpionico nei pesi massimi. Sì, bisogna dirlo, Francesco sì, è stato seguito male, dopo però lui poteva arrivare molto seguito male. Ho sentito dire al telefono. Sì. Sì. Quello che ci ha trasmesso la malattia della coscienza. Anche perché lo diciamo, loro sono cugini, proprio primi cugini di Francesco De Piccoli. Lui abitava dietro casa mia e quindi io avevo 8 anni e lo vedevo tutti i giorni che andava a correre, che dava una mano a preparare i bellaggi, tutto quella cosa. Poi sei immortalato in una foto del suo libro, sì, che tieni per mano tua zia, nostra zia. Esatto. Quindi... Luciano, per te il più grande pugile al mondo e il più grande pugile italiano? Ma guarda, il più grande pugile del mondo per un aspetto che è quello del cambio di paradigma, cioè che Clay ha introdotto una box diversa, molto copiata, ma come sempre succede l'originale è sempre meglio. Esatto. Però anche con Fraser sono molto combattuto perché era un altro tipo di box, però era uno che la Fraser è il classico gladiatore, andava sempre avanti. Entusiasmava. Sicuramente ne bravi, Leonard, Hagler, tutta gente. Quindi Hagler molto bravo. Hagler ha fatto era bravo. bravissimo.
Poi dopo l'altro italiano, anche qui vado controcorrente, a me piaceva moltissimo Mazzinghi. Mazzinghi, che siamo sempre sullo stile quindi di Frezer, Sì. Sì. personaggi Perché nulla a togliere a Benvenuti, insomma, no? Grande pugile, grandi risultati, per carità, grande uomo, eccetera. Però a me piaceva la box dove si fanno i pugni. E difatti quando lui ha incontrato Monzon che faceva i pugni, abbiamo visto com'è andata, no? E allora guarda qui, su questo ti racconto un particolare. Allora lo raccontiamo anche. Allora stavamo andando a Pesaro per una serata all'interno del Palasport di Pesaro, che si chiamava quella Paradosso Box, organizzata dalla Mediolano. In quella serata hanno premiato i Benvenuti, hanno premiato il nostro Francesco De Piccoli e i fratelli Dura. Ah sì, buono. Benvenuti, in quell'occasione, poi siamo andati a cena, proprio lui mi ha raccontato, ho detto guarda, ho detto, non lo racconto e non parlo con grande piacere, ho detto il mio incontro con Monzon, anche se con Monzon poi siamo diventati amici, lui ha avuto la storia che ha avuto, le vicissitudini, aveva un carattere un po', una testa un po' particolare. Benvenuti, mi ha detto guarda che io vincevo i miei incontri, ho detto, perché non subivo un pugno, io ero capace, io mi spostavo, ero velocissimo. Purtroppo contro Monzon i pugni li ho presi quasi tutti e non sono riuscito a schivare i pugni, e i pugni di Monzon erano come delle pietre, e non è tanto il secondo, perché il secondo incontro mi ha detto ormai ero il primo incontro, ha detto ho perso la 12ª ripresa, sono andato giù ma non ero più in grado di alzarsi, questo me l'ha raccontato Milo. Quindi... Sì, ma uno che resiste per 3 incontri consecutivi con Griffith, sì, puoi dire tutto, ma non che non era capace di fare la box, insomma, ecco, su questo non c'è ombra di dubbio. Esatto. È quello un po', insomma, che sono polemico un po' anche con la federazione, no? Al di là del fatto che Adriano invece... Allora, c'è una strana malattia che sta venendo avanti da un paio d'anni nella federazione nazionale, cioè quella è della ricerca del talento, che non è cosa facile, non è cosa facile nel pugilato, perché è uno sport individuale, poi attenzione, poi, non è uno sport collettivo, non è che hai dei canoni, no? Cioè il talento è chi è capace di fare questo, no? Cioè, è una miscela di tante cose, di personalità, di grinta, di voglia di arrivare, cioè di te stesso, cioè metti in discussione te stesso e quindi investi, ci credi, no, su questa cosa qua. Però come fai a continuare a usare, come diceva Adriano, l'usato sicuro? Cioè tu a un certo punto devi avere un accessorio, cioè tagliare, cioè dire vabbè, questi hanno fatto la storia del pugilato, sono bravi, tutte le medaglie, tutte le targhe però adesso bisogna avere, non so, una decantazione di 3, 4, 5 anni, in cui investi su Adriano, investi su Luciano, investi su Esposito, fai una scelta. Tu non puoi pensare che mi chiami una volta a essere carne da macello come è stato Dimitri, come dire, alla scuola di pugilato agli Angeli, no? E poi lo mandi a casa e gli dici ciao, buongiorno. Cioè voglio dire, tu allora sai che ha delle qualità, sai che vince degli incontri, sai che è uno che fa male, sai che è uno che ci crede fino in fondo, sta roba qua, c'ha più talento di questo, dove lo trovi? Lo so, purtroppo. E invece, siccome che i metri di paragone sono diversi, allora cosa succede? Forze armate, carabinieri, polizia... Poi Forze armate, carabinieri e poi anche e soprattutto che io abbia, anche se sono veneziano, ma abbia delle origini del sud, ma Campania, Lazio, Sardegna, certo. Lo sai bene Adriano, lo sai bene tu, lo so anch'io, nel pugilato hanno sempre, poi quando c'è il maestro, non so se c'è ancora il maestro Valentino, ecco, sì, mi pare che lui insomma era un po' il deus ex machina della situazione. Comunque c'è da dire una cosa, scusa, no, figurati che dopo c'è da dire una cosa, sono più disponibili i pugili del sud,
Sì, questo per questo sicuramente. che dopo qualcuno dice ma sono sempre solo di loro, non sono più disponibili. Noi come prima cosa abbiamo lavoro, robe, e forse è il mio, e loro sono più disponibili a fare. La diretta fa anche queste belle sorprese, è un telefono che suona, nessun problema. Comunque sembra che la federazione l'abbia capito questa cosa, infatti adesso hanno cominciato a fare i 16esimi, gli ottavi, i semifinali, tutte queste robe qua. Ecco, allora siamo in chiusura, una risposta, prima Adriano e poi Luciano, una domanda uguale per tutte e due. Allora, un genitore, no? Parliamo di sei genitore, Sì. manderesti, cioè sceglieresti, chiaramente noi facciamo come quei genitori, no? Che anche come per la musica, il genitore che vuole a tutti i costi che il figlio suoni il pianoforte, tu, tuo figlio lo spingeresti a giocare a tennis, a fare scherma o fare pugilato? Diciamo, io personalmente spingerei mio figlio a fare il pugilato. No, questa è una bella- Sicuramente non inculcando quello che ho fatto io. Lui Però deve crescere, lo spingeresti verso Sì, il pugilato. lui deve scegliere lui però, se dopo se vede che lo fa, che ha voglia di farlo, ha la passione di farlo, riesce a farlo, tranquillamente. Luciano, risposta sincera, eh? Sì, no, io sono molto combattuto. Tennis, schermo o pugilato? Vedi, ho preso 3 sport individuali, lasciamo Io- perdere quelli che sono io- i giochi, cioè il calcio e la No, pallacanestro. no, io sono anch'io ovviamente per la box, l'ho praticata poco perché poi altre vicende della vita mi hanno portato ad altre parti, no? Però quindi senz'altro la box. Però ti dico, io avevo anche un grande amore che è stato quello che mi ha avvicinato e dopo per motivi, pur essendo bravo, ho dovuto smettere per motivi di lavoro, di studio, eccetera, che era il judo. E quando sono arrivato alla box, quel poco che ho fatto, ho trovato i stessi valori, cioè che erano valori profondi, cioè prima viene la persona, viene la correttezza, viene il modo di stare insieme e poi viene il mondo. Però, ecco, io odio per esempio la MMA, la kickbox. Qui il discorso, No, basta vedere ma- quello che ha fatto recentemente McGregor. McGregor, cioè, Lasciamo perdere. voglio dire, Adesso non è educativo. Scardina l'ha sfidato così come... Sì, sì. McGregor è un altro mondo. Senz'altro la box È un'altra cosa. Esatto. Senz'altro la box in C'entra subordine, niente. in subordine al judo, proprio. Bene, allora siamo in chiusura. Io ringrazio Adriano Faro, Grazie a te. ringrazio Luciano Faro, Grazie a voi. ringrazio Mestre Mie e ci diamo Grazie, appuntamento grazie. al 18 novembre con la terza puntata. Buona serata a tutti. Grazie a te.